Sarebbe tranquillamente potuta essere una sfida ad alta classifica quella del Natal Palli tra Casale e Sanremese. I padroni di casa stanno però attraversando un periodo di flessione e pian piano si sono arenati a centro classifica, discorso opposto per la Sanremese che cerca la quarta vittoria nelle ultime 5, cerca soprattutto di mantenere il secondo posto, anche perché pensare di insidiare il primo sarebbe assolutamente da folli. Matuziani protagonisti nel primo tempo con Anastasia, il numero 7 prova la girata da dentro l'area nei dintorni del quarto d'ora, la risposta piemontese è un rinvio di Malaguti su cui Forte interviene però anche Mihailowski sulla linea per salvare quello che sarebbe stato un autentico gollonzo. La ripresa, come il primo tempo, si apre ancora nel segno di Anastasia, questa volta però è un segno importante perché un rapidissimo contropiede ospite mette il numero 7 a tu per tu con Paloschi, il diagonale di sinistra è perfetto e la Sanremese non solo va in vantaggio ma nel giro di pochi minuti raddoppia, anche se col brivido, perché al minuto 55 viene annullato il momentaneo pareggio al Casale per una presunta posizione di fuorigioco. Passata la grande paura, l'ormai solito Valagusa sembra chiudere i giochi, palla persa malamente dai padroni di casa, Nuri mette in aria, la sfera passa sul secondo palo e preciso arriva al tocco del centrocampista goleador giunto al settimo centro stagionale. Partita che sembra in ghiaccio per gli uomini di Andreoletti e invece al minuto 72 la rotonda stende in aria Giacchino, rigore sacrosanto e sacrosanta trasformazione di Francesco Forte che spiazza Malaguti e riapre l'incontro. 5 minuti dopo altro episodio dubbio a svantaggio dei padroni di casa che trovano il pareggio ma trovano anche il secondo gol annullato di giornata. Gli uomini di Modica si nervosisce Forte che rimedia al secondo giallo in superiorità. La Sanremese prova a chiuderla con Anastasia all'88esimo, ci riesce con Diego Vita in pieno recupero, il numero 11 entrata a partita in corso blinda 3 punti e secondo posto grazie alla quarta vittoria nelle ultime 5 gare. Matuziani nuovi in campo mercoledì al Comunale contro il Fossano.